Forza Boris! Ma consentitemi di dire che come sardi non siamo curiosi di voi. Se tutti i giovani sardi avessero nel cuore, nella coscienza, nella passione civile il vostro esempio, la Sardegna davvero potrebbe contare su questo vostro urlo straordinario che è Forza Boris. Da questo momento questa nave e questo ponte è occupato. Una regalia alle lodi, a partire da quelle napoletane, a scapito della Sardegna e dei sardi. Serve un tavolo che decida di togliere alla Tirrenia dei soldi che sono della Sardegna e sono della continuità territoriale. Favore dello Stato italiano alla Sardegna, è un diritto naturale, universale, che la Sardegna deve vedere riconosciuto. Alle 21:30 sarebbe dovuto partire oggi l'aereo che collegava Milano con Cagliari, l'Alitalia lo ha cancellato, ha reso ancora più isolata la Sardegna. Vi è un provvedimento marchiato Alitalia, scritto da rappresentanti del governo, che sono l'emanazione diretta di Alitalia nel governo, che punta a cancellare le compagnie low cost del nostro paese. La marcia per il metanodotto è un'operazione verità. Così l'ha definita il deputato Mauro Billi, che da oggi fino a domenica attraverserà 38 comuni dove passerà il gasdotto. Si è chiusa a Olbia la maratona del deputato Mauro Pili e del comitato Pro Galsi, che ha toccato 38 comuni in cui si è parlato del gasdotto. L'onorevole Pili ha un invito dei minatori. Mauro, te la senti di venire con noi? Chi vuole essere con noi è qui. Noi percorreremo tutta la 131 perché di legge si chiama PARIS, che vuol dire Piano Attuativo d'Equilibrio Insulare della Sardegna. Energia e trasporti tra i temi forti affrontati, ma anche zona franca integrale, intesa però come fiscalità di equilibrio più che di vantaggio e con una copertura finanziaria ritenuta necessaria. Mauro Pili alza il livello del confronto. La Sardegna con 50.000 firme può fermare Equitalia. Sulla proposta di legge di Mauro Pili siamo già a 40.000 raccolti. Il Ministero pensa di trasformare la Sardegna in una Cayenne mafiosa. Crediamo che questo non sia assolutamente. Io posso prendere un impegno di mettere al di sopra di tutto, al di sopra dell'interesse della mia carriera personale, al di sopra dell'interesse di partito, di maggioranza o anche delle stesse istituzioni, l'interesse primario più alto della Sardegna. Questa alle mie spalle è una fortezza, facciamo diventare questa grande fortezza la fortezza del popolo sardo, che possa dare futuro ai giovani sardi e possa dare alla Sardegna quella dignità, quella libertà che la Sardegna merita.